Tutto pianificato nel minimo dettaglio messo in atto da un comando di professionisti. Erano le 2:30 quando in via dei Tulipani una banda che non ha lasciato nulla al caso ha assaltato l'azienda Orafa Alessi Domenico SPA. Bloccate le vie d'accesso alla strada principale dell'area che si trova nella zona industriale di Bassano a ridosso del quartiere Pre, i banditi sono entrati in azione con una precisione millimetrica, sfondando uno dei portoni dell'azienda con una piccola macchina operatrice. Nonostante l'entrata in funzione del sistema di sorveglianza e l'arrivo di carabinieri e vigilanza, i malviventi hanno fatto irruzione nell'impresa specializzata nella lavorazione di gioielli e metalli preziosi. Ingente il bottino in via di quantificazione, affranti i titolari che già 2 anni fa avevano subito un tentativo di furto che, per permettere rilievi puntuali, hanno deciso di chiudere l'azienda fino al prossimo lunedì. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri a cui sono state affidate le immagini registrate dai sistemi di sicurezza dell'azienda, che sta fornendo la massima collaborazione alle autorità perché furti simili, numerosi negli ultimi anni, vengano evitati ad altre aziende della regione.